abbastanza largo, no? Io mi sto allargando. Lei è una bella persona, insomma, e comunque bisogna guardarla per forza. Io mi sono tirato fuori, lui però... è più bruttarello, però insomma, aspetta che quindi prova a non spostare. No, fa niente. No, non fa niente. inquadriamolo. Vabbè, Sentite la voce. se proprio volete andate sul sito radiopadania.org, cliccate canale YouTube e ci vedete in diretta o anche in differita. Sammy Varin, musica indipendente, il settimanale appuntamento con la musica territoriale. Ogni settimana vi porto un gruppo, un artista, più artisti che testimoniano l'amore per il proprio territorio, che sia nord, centro, sud, non importa, ognuno ama il suo, signori, e noi Radio Padania cerchiamo di valorizzare i territori anche dal punto di vista musicale. E oggi, signori, sono venuti a trovarci grandi amici di Radio Padania e anche della Lega Nord, perché spesso e volentieri girano anche alle feste della Lega. Nadine e Marcus! Ciao a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Un grosso abbraccio a tutti. Allora, tutti apriamo quanti. subito le linee, visto che per chi ci segue il martedì siamo in diretta e quindi potete entrare in diretta allo 0266 20 3529 oppure tramite SMS al 346 642 7756. Chi ci segue nella replica del sabato sera dopo le 20:30 può cercare naturalmente Sammy Varin su Facebook, scrivere una mail a sammy.varin@radiopadania.net, ma soprattutto contattare direttamente gli artisti Nadine e Marcus, che tra poco vi diranno dove si trovano in internet. Intanto però lanciamo subito nell'etere un pezzo che sicuramente dà piacerà qualche sicuramente cosa. a tutti questo qua. Perché è un pezzo grosso. È un grosso, sì, è un pezzo grosso dal nostro carissimo Giuseppe Verdi, il più grande musicista di tutti i tempi. Ricordiamocelo e andiamone fieri in tutto il mondo. Il Va Pensiero, signori, ce l'hai lì? Guardalo qua, signori, ce l'ha cantato in diretta più volte, sia Marcus Dardi che Nadina, tante feste della Lega, e puntualmente a qualcuno scendevano anche i goccioloni di pianto, perché le emozioni sono sempre forti. Nadine e Marcus Dardi, il Va Pensiero.
Il va pensiero con Nadine Marcus Dardi, complimenti per le emozioni che state lanciando anche mediaticamente utilizzando media differenti, perché Nadine Marcus Dardi ormai da parecchi mesi sono anche in televisione. Raccontate un attimo la vostra esperienza, dove vi si può guardare, dove siete approdati ormai da tempo? Siamo approdati a Canta Lombardia. Sì, su Antenna 3 al sabato sera alle 20:30, insomma in prima serata, e generalmente ci ospitano una volta al mese. Quando fate i bravi? Quando proprio facciamo i bravi, perché altrimenti vabbè, facciamo l'apertura di stagione. No, vabbè, siamo in piacevole compagnia con Sabrina Musiani, Enrico Musiani e il Walter Di Gemma, che salutiamo su queste onde. Ma certo, sono tutti amici di Radio Padania, e devo dire una cosa che mi fa contento di questa trasmissione su Antenna 3 è che molti artisti che ospita, guarda caso, sono proprio passati da Radio Padania. Una cosa bellissima che prendo quasi come complimento, perché vuol dire che la musica che facciamo è davvero musica che può avere un futuro anche multimediale, quindi in questo caso televisivo, perché non c'è soltanto da ascoltare ma anche da guardare. Nel vostro caso poi voi avete l'usanza di mettervi in costume. Eccolo qua, guarda qua. Vi faccio vedere il CD, guardate qua, ecco come sono messi, guarda come sono vestiti bene, qui ancora meglio. Questi sono i CD, li sto facendo vedere in webcam, sono i CD di Nadine e Marcus, che si trovano alle feste della Lega, che si trovano qui in via Bellerio, ma che potete ricevere direttamente a casa vostra semplicemente cercandoli, facendo un numero di telefono, signori. E adesso lo diamo subito, non perdiamo tempo, perché so che c'è parecchia gente che ce li ha cercati anche nelle ultime feste. A volte ne abbiamo pochi esemplari che frusci in 10 minuti finiscono. Beh, la bella opportunità che avete adesso, visto che si avvicina ormai imminente il Santo Natale, regalare qualche cosa di utile, come la musica che accompagna tante generazioni, signori, perché qua dentro c'è veramente roba per tutte le orecchie, per tutte le tasche, per tutte le generazioni. I pezzi cantati dalla vostra nonna e dalla vostra bisnonna, i pezzi cantati dalla vostra mamma, ma quelli che conoscete anche voi perché magari li avete sentiti in televisione, e spesso e volentieri si buttano dentro anche successi del passato, per fortuna anche su Mamma Rai. Beh, diamo subito un numero di telefono per avere informazioni sulla musica di Nadine Marcus, magari per invitarvi quando arriverà la bella stagione a qualche bella festa, ma soprattutto, perché no, visto che siamo in perfetto tempo, per avere direttamente a casa il vostro CD e fare un regalo di Natale assolutamente inedito, perché questa roba non si trova nei negozi. Lo sapete, amici, gran parte della musica che Sammy Varin lancia nell'etere padano su Radio Padania non si vende nei negozi, perché distribuire la musica costa tantissimo e l'artista non ce la fa assolutamente a portarla nei negozi. Spesso e volentieri te la portano direttamente a casa, che è anche più carino, perché ricevi a casa direttamente dall'artista o dal produttore il pacchettino. Andiamo con i contatti, un numero di telefono, ma anche poi un sito internet e un Facebook, dai. Certo, allora, carissimi, io vi darei il numero di telefono di Marcus, che è 347 18 71 431. Ve lo ripeto, 347 18 71 431. E poi direi anche un nostro sito web, Nadine Marcus. Esatto, www.nadinemarcus.it. Oppure digitando su Google, scrivete Nadine Marcus, viene fuori la nostra pagina Facebook, vengono fuori dei video che abbiamo caricato, vengono fuori tante cose. Io però, e tutti gli amici che ci sono in ascolto, volevo proprio dirvi il nostro lavoro. Abbiamo iniziato con la storia dei canti popolari lombardi, in cui raccontiamo e spieghiamo ogni singola canzone, curiosità e aneddoti che partono dal nostro risorgimento fino ai giorni nostri. E poi il nuovo progetto musicale, questo molto grosso, che abbraccia veramente il discorso dell'unità
della musica che va dal nord al sud e nel rispetto delle tradizioni di ogni singolo posto, perché noi che cosa facciamo? Nella storia delle canzoni del cuore faremo una serie di canzoni, circa 150, divise in 10 CD. Stiamo lavorando al terzo. E cosa facciamo? In ogni CD abbiamo 2 pezzi lirici, 2 pezzi di operetta, 2 pezzi anni 20-50, 2 popolari del nord, ma anche 2 popolari del sud e canzoni romantiche, tutte rigorosamente cantate con la tecnica del bel canto all'italiana, che ci ha reso famosi in tutto il mondo. Ragazzi miei, mi lasciate senza parole, ma soprattutto io non lo so se voi usate strumentalizzare mentalmente come faccio io, ma questi stanno parlando praticamente di quello che sta succedendo politicamente all'interno di Via Bellerio, cioè si crea un movimento che abbracci tutta l'Italia, che sia sì staccato dalla Lega, ma che comunque possa vedere l'Italia unita contro Roma e contro Bruxelles, un'Italia unita sì, ma all'interno delle differenze, all'interno delle responsabilità, all'interno delle identità differenti, delle territorialità. Beh, quello che fanno proprio Nadine e Marcus dal punto di vista musicale. In un CD ci mettono dentro veramente tante identità, nord, centro e sud, e l'amore per ogni zona d'Italia. Assolutamente. Strumentalizzati al 100%, visto come sono stato bravo, non ve lo sareste aspettato. No, è il percorso giusto, signori, perché la battaglia va fatta contro chi ti vuole imporre anche musicalmente degli stereotipi. Oggi la globalizzazione ci vuole tutti quanti uguali, noi dobbiamo comprare tutti la stessa cosa, al supermercato compriamo soprattutto merce che arriva dall'estero, e così musicalmente, certo, e le radio commerciali ci impongono tutta questa musicaccia che arriva per il 90% dall'estero, e noi la compriamo perché sentiamo quella tutti i santi giorni. Per fortuna Radio Padania è contro questo pensiero unico, contro la globalizzazione, anche quella musicale, e Nadine e Marcus, signori, personificano al 100% quello che è l'amore per i nostri territori. Cosa ci sentiamo adesso? Cosa ci sentiamo? Il Fox della Luna, infatti si chiamano le canzoni del cuore perché tutto parte dal cuore. Il Fox della Luna.
22. Di nuovo in diretta a RPL, Radio Padania Libera, Sammy Varin con la musica indipendente. Le buone vibrazioni del territorio le ascoltate soltanto qui, signori. E oggi direttamente dal territorio Nadine e Marcus, che cantano e raccontano la storia dei canti popolari lombardi, e non solo, perché al CD che contiene tutti i canti popolari lombardi, eccolo qua, ve lo sto facendo vedere nella webcam, andate sul sito radiopadania.org e cliccate canale YouTube. A questo CD se ne sono aggiunti altri, signori, che abbracciano l'Italia intera, per cui ci sono canti che rievocano le tradizioni di tutta Italia. Roba buona, sì, soprattutto vi dico una cosa che non pensate mai io vi dica, in vista di Expo, visto che tra pochi mesi avremo gente da tutto il mondo, signori, sarebbe splendido riuscire a fargli conoscere la musica non soltanto lombarda, ma di tutta Italia. Speriamo. 0266203529. Chi è in diretta e senza filtro vuol partecipare? Eccola lì, la Sciura è già chi. Pronto? 5 minuti che sono al telefono. Ma è una vergogna, la colpa è del regista, sempre del regista. Sempre la tua nonna, è bravo. No, io no, me ne lavo le mani e anche i piedi. I CD li trovo anche lì dal Baldi. Dal Baldi, sì, dal Baldi in centro Milano, dal 6 di dicembre, da questo sabato praticamente, in via Dante c'è la bellissima bancarella di Radio Padania, della Lega, li trovi anche qui in via Bellerio. Come sei comoda tu? Va bene, grazie, ciao. Un abbraccio, grazie, Ciao. grazie. Ciao, grazie. Tra le cose da segnalare è proprio questa, che da questo sabato apre in centro Milano questa bellissima bancarella riservata a chi vuole fare dei regali particolari, dei gadget un po' fuori dal normale, gadget che riguardano il movimento Lega Nord, ma che riguardano anche la nostra emittente. Ci saranno le svegliette di Radio Padania con dentro la faccia di Matteo Salvini o di Sammy Varin o di qualunque altro esponente di Radio Padania, i CD di Radio Padania con la musica di gran parte degli artisti che gentilmente ci vengono a trovare e ancora più gentilmente ci lasciano qualche loro CD, proprio come Nadine e Marcus, che adesso ci lanciano nell'etere un altro pezzo. Cosa lanciamo? Una canzone molto 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 allegra. Allora però prima c'è la telefonata. C'è la telefonata. Sentiamola, C'è la pronto? Ciao Sammy, sono Maurizio dal Lago Maggiore. Poi Maurizio. Volevo ringraziarti perché mi hai fatto venire l'orticaria, Sentire parlare di Italia Unita da questi microfoni veramente adesso mi dovrò Ma abbiamo per tutta la detto settimana. All'interno delle differenze, caro mio, eri disattento. Ascolta, i due ospiti dotati di qualità cannore, per favore, se riuscite magari, provate un po' a innovare, perché sinceramente l'operetta va bene, ma ormai veramente è stato detto... Cosa vorresti? Un po' di rock duro alla Ligabue? No, non c'è bisogno, ma nell'operetta va benissimo, ma un po' di qualcosa nei testi, qualcosa di... Ma questa è roba storica, non è che puoi cambiare il testo, scusa, di un'operetta. Ma insomma un po' di fantasia, dai, forza, perché altrimenti qua veramente, riproponiamo... Ma fammi un esempio, cosa vorresti? Che si mettono a scrivere nuove canzoni praticamente? Ascolta, c'è tutta la branca dei cantautori in lingua, a partire da Van der Frost per non fare... Va bene, basta, censuriamo così perché questo ragazzo ha sbagliato numero. Se vuoi sentire Van der Frost, chiami Van der Frost, ok? Qui stiamo parlando di musiche tradizionali. E noi insistiamo a fare la storia del meglio della canzone italiana. Se vuoi il Van der Frost, 2000, esatto, se certo. vuoi il Van der Frost, la musica di Van der Frost ormai la trovi in tutti i negozi e su Radio Padania ce n'è tantissima e ci sono tanti gruppi che fanno cover di Van der tutti Frost copiano Van der Frost. e noi li ospitiamo sicuramente, ma oggi si parla di musica identitaria che parla di tradizioni, di identità territoriali, ok? C'è la canzone classica lombarda e quella napoletana, quella siciliana, quella sarda, quella... Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Sammy, sei un grande. Ehi, Sono Enrico dalla provincia di Rovigo. e allora? Allora, mi dici qualcosa di Veneto? Adesso li becchiamo in castagna e vediamo se hanno infilato dentro qualcosa di Veneto. Secondo me certo. c'è la leggenda del Piave. Gesè in No, Veneto, Venezia. la Marietta che la monta in gondola. Bravo! Gesè la Marietta che monta in gondola. E allora- Se avete- Quella è bella, ragazzi. E allora- Sai, sei simpaticissimo, spacchi
spacchettiamo il CD Pacchettiamo il CD in diretta. Devo comprare con marito molto in gol. e ve la mettiamo. Un abbraccio a tutti i veneti, e questa qui vi farà sicuramente molto molto ridere. No, ma il bello del Marcus Dardi. Zela numero 10, Roberto, regista, Zela numero 10, Zela Marietta, chi la monta in Devo Gondoa. con marito. Zela, ma la Marietta la sei un po' una rompibale perché la fa la ritrosa, e il Beppis è in casa perché la vuole portare in Gondoa. Se poco anche un po' troieta, perché arriva con Marietta. Sì, te che ragione, bravo. Grazie caro, un abbraccio signori su Radio Padania, Nadine e Marcus. C'è ancora una chiamata? Ah beh, allora non ce la fa mettere sta canzone, sentiamola. Pronto? Ecco, intanto non si dice Gondola, ma Gondola. Ciapala, sono di Milano, ciapala. scusami. 10 frustate, Poi, 10 se no, nerbate. Né padane né italiani mi appello, a chi mi dà da mangiare tengo da quello. Non ho capito niente. Cosa... Via con la Marietta. Ha fatto una rima che non ho compreso, signori. Piuttosto che te una donna, la tevi una gilera. Questo è un altro pezzo storico. Vungir mattina e sera. Quella vi manca nel repertorio? No, quella non l'abbiamo fatta. Marcus e Nadine! Venezia, città unica ed invidiata da tutto il mondo, ha origini paleolitiche, ma si formò nel 421, quando gli abitanti delle terraferme si rifugiarono sulla riva alta di Rialto per fuggire dalle invasioni barbariche di Unni e Longobardi nel V secolo d.C. E voilà, signori, la simpatica musica di Marcus e Nadine su Radio Padania Libera, musica da ogni regione, o meglio potremmo dire nazione italiana. Sì, perché il nostro sogno è proprio questo, sarebbe bello che ogni regione diventasse nazione e quindi diventasse padrona di scegliere come spendere i propri soldi, quelli che derivano dalle tasse, ma anche responsabile di questi soldi, e quindi che nessuno più chiedesse i piccioli alla fine dell'anno
allo Stato italiano perché sta andando in default, e ce ne sono di zone che purtroppo anche nei prossimi mesi chiederanno soldi. Mi viene in mente Roma, voi dite di no, che quest'anno non li chiede? Staremo a vedere. Signori, ancora in diretta e senza filtro allo 0266 20 3529 con Nadine e Marcus. Tra poco ripeteremo il numero di telefono per ricevere direttamente a casa la loro musica, un'ottima idea per una strenna di Natale, ricordando che questa è musica che non si trova facilmente nei negozi, la trovate qui in via Bellerio, alla sede della Lega Nord, la troverete dal 6 al 23 di dicembre in centro Milano, nei mercatini di Via Volta, mercatini natalizi della Lega e di Radio Padania. La troverete ad esempio venerdì 12 dicembre, certo, saremo a cena in provincia di Savona ad Andora al ristorante La Tortuga con una cena per aiutare Radio Padania, e anche qui il Sammy Varini inevitabilmente si porterà la musica indipendente, compresa quella di Nadine Marcus. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, Sammy, sono Gianfranco di Regnano. Ui. Ti telefonavo di non ascoltare quello che hai detto delle opere. Te fai sempre sentire questa musica che è bella, hai capito? Grazie, Grazie. Grosso abbraccio. Operette, ma che cavolo, non sa niente quello lì, la musica più bella questa. Perché non la fa più nessuno, e questo è il nostro scopo, far conoscere alle nuove generazioni la bellezza del nostro canto di un tempo. Poi chi vuol fare moderno, chi vuol prendere i ritmi irlandesi e metterli nei tradotti in milanese, è libero di fare quello che vuole. Noi, la nostra scelta è quella di portare un progetto culturale sul meglio della storia di tutta la canzone italiana da nord al sud. Esatto, perché anche noi crediamo Ciao, nella caro. nostra cultura e vogliamo valorizzarla dal nord al sud. Tutta la nostra cultura A noi italiana. piace valorizzare il Made in Italy. E magari davanti a un bel piatto di spaghetti alle vongole. Sì, e magari anche, visto che l'ho appena mangiato, uno squisito spiedo bresciano che ormai mi sogno di notte, dopo che l'ho mangiato al ristorante Valpiana di Serle in provincia di Brescia. Segnatevi questo posto stupendo. L'unico problemino che su in mezzo alle montagne c'è una stradina piccola per salire, sempre più piccola, quando proprio inizi ad andare su due ruote arrivi al ristorante, però si mangia da Dio, signori, lo spiedo bresciano, una di quelle cose identitarie, territoriali che l'Europa vuole cancellare, perché l'Europa vuole appiattire tutto quanto. La polenta taragna, ma pensate che andremo avanti a mangiarla ancora per molto tempo? Tra poco ci saranno le polverine, l'Europa dirà no, si deve fare con le polverine la polenta taragna, così è possibile inventarla e produrla anche a Parigi o in Germania, cosa che già succede per il vino e per molte altre cose. L'Europa non fa differenza tra un vino di qualità, quello proprio che si apre con il tirabuchon, e quello invece con un tappo a corona che apre come fosse la bottiglia di Invece Coca-Cola. dobbiamo produrre qua ed esportare in tutto il mondo, e anche la nostra cultura musicale, sia i vini che gli spiedini, che gli spaghetti alle vongole e le canzoni più belle della nostra storia. Caro, la nostra battaglia è quotidiana ed è la battaglia anche della Lega Nord e di Radio Padania sul fronte musicale. Proprio per questo noi vi lanciamo questi prodotti che sono genuini, perché sono cantati proprio, come dice la dicitura qui sul CD, con il cuore, le canzoni del cuore di Nadine Marcus, che suoneranno per l'ultimo dell'anno a Varese. Wow! Nella piazza della Fontana. Sì, nella grande piazza centrale di Varese. Saremo lì in compagnia con una Radio Number One, e noi nello specifico ci esibiremo dalle 10 fino a circa Per arrivare, l'1. accompagneremo alla mezzanotte, appunto, con un susseguirsi di musiche allegre, divertenti, gioiose, sempre nel rispetto delle vecchie tradizioni, ma ci saranno anche l'Alli Galli Mix, cioè gli anni 60, ci saranno tantissime canzoni anche molto più recenti rispetto a quelle del passato, per cui con noi si può fare di tutto, non c'è questo problema. Signori, avete sentito, quindi ultimo dell'anno a Varese con la musica di Nadine Marcus per tutte le età, e quindi potete portare il vostro nipotino, ma anche la nonnetta, perché sicuramente magari vi portate una di quelle sedie apribili, no? Che a un certo punto, quando è stanca, la fate sedere. Se c'è bel tempo non bisogna stare certamente a casa la notte dell'ultimo dell'anno, soprattutto se a Varese c'è la musica tradizionale
E i balli di gruppo. I balli di gruppo, ma poi mi dicevano che in queste feste di Capodanno oggi ci saranno anche tanti persone che provengono da altri paesi del mondo, e quindi allora per loro, siccome noi nel rispetto delle tradizioni, qua abbiamo veramente allargato nel rispetto delle tradizioni mondiali, faremo anche dei pezzi in lingua inglese proprio per quelle persone che vengono da altri paesi, che noi rispettiamo tutti, noi qua in Italia e soprattutto qua noi al nord, noi padani, rispettiamo veramente tutti. Però chiediamo di essere rispettati e chiediamo che le nostre tradizioni vengano amate e rispettate da chi ospitiamo, almeno questo. Proviamoci signori, noi ci proviamo quotidianamente a farlo capire verbalmente, adesso ve lo cantiamo anche in musica. Cosa lanciamo nell'etere? Un altro pezzo del passato? Quanto indietro siamo adesso? Ma molto molto allegro, siamo negli anni 40 e lanciamo un bel Maramao perché sei morto. Musica per tutte le età con Nadine Marcus, signori, musica per tutte le latitudini e rispettando appunto le piene tradizioni di ogni zona d'Italia. Chiaro che se ci ascoltate dalla Lombardia, dal Piemonte o dal Veneto, il CD Nadine Marcus, il numero 1 dove si raccontano e si cantano le storie dei canti popolari lombardi, fa decisamente per voi. Qui trovi i pezzi storici che mia mamma, mia nonna mi cantavano quando ero bambino: l'uva fogarina, la bella Gigogin, la Marianna, il Magnano, Sciurpadrun, la moglie di Cecco Beppe. E poi c'è mia bella Madunina, ma c'è anche la Monferrina, la leggenda del Piave, insomma pezzi che effettivamente fanno parte del nostro passato e che personalmente mi ricordano ad esempio il mio caro nonno Piero quando si faceva
la barba la mattina. Io ero bambino, magari dormivo dai nonni e lo sentivo canticchiare queste canzoni mentre si faceva la barba, quindi la lacrimuccia poi di tanti anni or sono arriva. Come avere la musica di Nadine Marcus? Ricordiamo un numero di telefono, perché se avete un papà, una mamma o un nonno e che magari non sapete che regalargli anche questo Natale, non sapete cosa regalargli e basta con la solita cravatta o la solita camicia, un CD di Nadine Marcus e voilà, il regalo è fantastico. Ricordiamo i numeri di telefono e il sito internet. Sì, dunque il numero di telefono è 347 1871 431, ripeto 347 1871 431, vi risponderà Marcus. E poi invece per quanto riguarda il nostro sito è www.nadinemarcus.it. Sì, oppure su Google Nadine Marcus e ci trovate. O anche su Facebook, li trovate tranquillamente tra i miei amici. Senti, a proposito di tradizioni, prima che arrivi la notte è meglio ricordare, è meglio trasmettere, inoltrare, cercare di rendere responsabili i nostri figli, i nostri nipoti di tutto ciò che è passato. Facciamo due chiacchiere velocissime con Giuseppe Frattini per parlare del concorso di prosa e poesia Prima che vegna notte per domenica 7 dicembre 2014, quindi siamo lì. Giuseppe Frattini, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buona Padania. Buona Padania, l'antica credenza di Sant'Ambrogio, vi dice qualcosa questo nome, signori? Vecchi ascoltatori di Radio Padania sicuramente ricordano. Giuseppe, di cosa si tratta? Cosa bolle in pentola per questa domenica 7 dicembre? Dunque, domenica ci sarà il 17° concorso di prosa e poesia in milanese, ma esteso a tutte le lingue lombarde, al Canton Ticino e come parte nord della Lombardia. Poi si estende fino al Sesia, quindi comprende il Lago Maggiore, e stiamo raccogliendo, sono già arrivati tutti i vari componimenti di cui la premiazione sarà domenica a Milano, in Corso Garibaldi al 27, ex Chiesa degli Angeli, angolo via Strehler. Comincia la manifestazione alle ore 15 e durerà fino alle 18, quando con un brindisi di augurio e col panettone e un bicchierino di spumante per farsi gli auguri di buon anno e buon Natale, eccetera, di auguri di buone feste. Gli auguri in poesia, insomma, ricordando sì, auguri in poesia, il nostro, ricordando la nostra lingua, i nostri dialetti, le nostre tradizioni, il nostro passato, e che magari anche è presente e potrebbe far parte del nostro futuro se riusciamo a tramandarlo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ti pare, Giuseppe? Sì, questo è lo sforzo che noi stiamo portando avanti appunto da 17 anni e con la nostra associazione Antica Credenza di Sant'Ambrogio, che tiene anche dei corsi di cultura milanese orientati a tutti, non solo agli anziani ma anche ai giovani, che riprenderanno a gennaio questi corsi e si prolungheranno fino a maggio. Sono corsi di cultura generale, storia dell'arte, storia di Milano e della Lombardia, un corso dettagliato di dialetto milanese e poi varie conferenze su temi vari che interessano Milano. È il caso. Prossimamente ci sarà una conferenza su Gian Galeazzo Visconti, molto importante per Milano. È il caso di non perdere di vista l'antica credenza di Sant'Ambrogio. Giuseppe, dove si può avere maggiori informazioni? C'è un sito internet? C'è un qualche cosa? Sì, abbiamo un sito internet che è www.anticacredenzasant'ambrogio.milano.it. Fantastico. Giuseppe Frattini, grazie. Concorso di prosa e poesia Prima che vegna notte questa domenica 7 dicembre a partire dalle ore 15. Ricordiamo la location dove si svolge. Location Corso Garibaldi 27, ex Chiesa degli Angeli, angolo via Strehler. A Milano. E allora, se vedo, mi su Allegertuc. Grazie Giuseppe, un abbraccio.
Altrettanto, grazie a voi. Ciao, ben trovato, veramente fa piacere quando si parla di lingue e di tradizioni, per noi ci sguazziamo e sguazziamo con l'ultimo pezzo per Nadine e Marcus, che ringrazio davvero di essere passati nei nostri studi. Se avete acceso tardi Radio Padania, questa trasmissione sarà replicata questo sabato a partire dalle 20:30. Cosa lanciamo nell'etere con i saluti? Lanciamo un bel omaggio a un grandissimo artista milanese del cabaret, Enzo Iannacci, con un bel Vengo Anch'io. Grazie a Sammy, grazie agli ascoltatori di Radio Padania, è sempre un piacere essere in vostra compagnia. Sì, grazie anche da parte mia, Nadine, e niente, alla prossima. Alla prossima, ciao!